3 millenni fa e oltre, la Sardegna era costellata da imponenti torri di pietra, architetture uniche in tutto il Mediterraneo, realizzate con tecniche di costruzione evolute, capaci di resistere al tempo e alla storia. Oggi ne contiamo 7.000, ma erano certamente di più. Le vediamo in tutta l'isola nelle forme più semplici o in quelle più articolate. Il nuraghe è il simbolo più potente e conosciuto dell'età nuragica. Un simbolo che è al tempo stesso segno di potere, esempio di maestria costruttiva, centro di controllo e di aggregazione delle comunità. Conosciamo tantissimo della civiltà nuragica, sappiamo come vivevano, come costruivano le loro abitazioni, quali strumenti utilizzavano nel quotidiano. Ci sfuggono però tantissime altre informazioni. Se riuscivano a costruire strutture così complesse, perché non abbiamo trovato tracce di calcoli e segni di scrittura, ad esempio? Come immaginavano la vita nell'aldilà? Quali divinità veneravano? Come vivevano la spiritualità? Perché alcuni siti sono stati abbandonati improvvisamente e come era organizzato il potere? C'erano organi centrali oppure un punto particolarmente interessante, tra i tanti argomenti ancora da conoscere, è quello della continuità di uso. Ci sono luoghi in cui le pietre hanno resistito per millenni al vento, l'acqua, il fuoco. Luoghi che hanno ospitato lavoro, vita quotidiana e familiare, riti sacri e riti funebri, culture e lingue diverse e hanno fatto da testimoni a scambi commerciali e tecnologici, accordi politici e trasmissioni di saperi nei secoli. La zona centro-meridionale della Sardegna custodisce 3 preziosi esempi di queste lunghe e intense continuità di uso. Cuccurada a Mogoro, Santa Vittoria a Serri e Sumulino di Villanova Franca. Quasi 2 millenni hanno segnato la vita del complesso di Cuccurada, all'ingresso di Mogoro, arroccato sulla punta meridionale del tavolato basaltico di Sastruvina e costituito da una muraglia megalitica, una struttura ellittica e un nuraghe complesso. A Cuccurada dal 94 circa ci sono state una ventina di campagne di scavo che hanno portato alla luce appunto questo grande complesso. Ancora parte del complesso è interrato, quindi c'è bisogno ancora di altre campagne di scavo, speriamo che prima o poi arrivino, anche perché il monumento man mano che si scava sta offrendo sempre delle sorprese, come il proto-nuraghe che si trovava all'interno di questo nuraghe appunto che si è scoperto con gli scavi. Il recinto megalitico è ancora da indagare, diciamo che i primi sondaggi l'hanno datato alla cultura di Monteclaro, però ci dovranno essere delle campagne di scavo che stabiliranno esattamente cos'è, in che fase preistorica è stato edificato. I gesti dell'età nuragica vennero soppiantati dai rituali romani. Gli archeologi hanno scoperto un deposito con spilloni in osso, tantissimi crani, resti di sacrifici animali, monete, lucerne con simboli cristiani ed ebraici, frammenti di vetro e una stipe votiva. Il monumento non è mai stato abbandonato del tutto. Ci sono stati, dopo i romani, i tedeschi hanno montato la loro contraerea qua. Gli ultimi a usarlo sono stati la guardia antincendio che aveva
la loro guardiola, insomma il posto di avvistamento là sopra. Purtroppo è stato usato anche come cava di pietra, ecco, non è stato abbandonato anche in molti sensi negativi, perché fino agli anni 50 qua si estraeva la pietra. Infatti ci sono delle parti, delle forti mancanze al monumento purtroppo, una torre è quasi totalmente sparita dovuta all'estrazione della pietra. Quello che vediamo è il rudere che è passato attraverso millenni di abbandono, no? Anche perché qua sono stati riutilizzati, vedete intorno ci sono dei segni di fuochi alti, no? Questi sono strati di frequentazione in cui per il momento è stato un ricovero di animali, il nuraghe non serviva per metterci le pecore, però è stato frequentato anche in quel senso. A Serri esiste uno dei villaggi sacri più grandi e meglio conosciuti dell'età nuragica. Probabilmente venne distrutto in epoca romana da un incendio, come si immagina dalle tracce di cenere trovate con gli scavi archeologici. Per conoscere gli aspetti religiosi e spirituali della civiltà nuragica è proprio qui che dobbiamo guardare. Il sito di Santa Vittoria di Serri si trova in provincia di Sud Sardegna, a circa 50 km da Cagliari, e si trova nell'estremità occidentale della cosiddetta Giara di Serri, a 3 km dal centro abitato. L'area santuariale, caratterizzata da una cinquantina di strutture datate al periodo nuragico, vanta di una grossa pluristratificazione che va dalle prime fasi dell'età nuragica fino poi all'età contemporanea. Su un protonuraghe poi si è sviluppato un nuraghe complesso, come quelli magari più conosciuti, come può essere Barumini, Villanova Forru o Mogoro. Dopodiché, successivo all'abbandono del nuraghe, si è sviluppato il grosso villaggio che oggi poi noi vediamo, formato da una grossa area santuariale data dal cosiddetto Tempio in Antis, dal Tempio Ipetrale e dal più conosciuto Tempio a Pozzo. Il monumento più importante di Santa Vittoria è il Tempio a Pozzo. Si accede al pozzo passando da un vestibolo che tramite una scala di 13 gradini arriva fino al pozzo circolare, mirabile esempio di ingegneria idraulica. Qui, mediante un sistema di fori sui muri, si raccoglieva e si raccoglie ancora oggi l'acqua piovana. Il Tempio a Pozzo di Santa Vittoria di Serri in realtà non è un pozzo, diciamo che è una cisterna, in quanto non è presente una vena sorgiva che alimenta poi la camera dell'acqua. Nasce come una cisterna anche perché dobbiamo pensare che siamo su un tavolato basaltico dove l'acqua non scarseggia ma quasi, e diventa probabilmente tempio in un secondo momento. Diciamo che in generale il culto delle acque è ben noto nell'epoca comunque più matura della civiltà nuragica. L'acqua riveste un'importanza nel panorama religioso nuragico, probabilmente per l'importanza stessa della materia prima, e anche da quanto scrive Antonio Taramelli, che è poi l'archeologo che scavò la maggior parte delle strutture oggi visibili nei primi anni del Novecento, documenta comunque quest'utilizzo templare, che poi in generale in tutta l'area sono stati rinvenuti tantissimi bronzetti che raffigurano, diciamo, ricostruiscono oggi la società del periodo, dal capotribù, la sacerdotessa, l'offerente. Oltre alle aree templari si sviluppano una serie di strutture di carattere civile abitativo, di uso collettivo, come può essere il recinto delle feste, che è un grosso recinto ellittico 50 metri per 30. Si presume che all'interno si svolgessero attività legate comunque alla collettività, a carattere sicuramente civile ma anche amministrativo in termini di organizzazione stessa del santuario, ma probabilmente anche di un'area più vasta, e sicuramente la più importante è la sala delle assemblee, nota anche come curia, che è una grande capanna circolare con sedile ovviamente, dove all'interno potevano sedere circa 50 persone. Questa è una struttura importantissima perché probabilmente si prendevano le decisioni importanti in termini di organizzazione anche territoriale, ma anche i materiali stessi che sono stati ritrovati, quali bronzetti ma anche ceramiche, documentano la grande importanza della struttura. A Villanova Franca
c'è un altro prezioso esempio di continuità d'uso, il grande complesso di Sulmulino, che sorge su un piccolo rilievo sulla valle del Rio Mannu, a meno di 1 chilometro dal paese. L'eccezionalità di questo sito sta nel fatto che durante l'età del ferro, in un vano dentro il bastione, fu costruito uno straordinario altare votivo a forma di nuraghe, scolpito in arenaria. Sulla sommità dell'altare era stata scavata una conca, destinata alla raccolta dei liquidi che, attraverso un canale, scorrevano all'interno di una vasca. L'altare fu usato in età nuragica e dopo un momento di abbandono fu riutilizzato in età romana, tra il 50 a.C. e il 150 d.C. Perché certi luoghi nell'età nuragica e nei millenni a venire sono stati scelti rispetto ad altri per costruire, lavorare, venerare le divinità, per vivere? Mogoro, Serri e Villanova Franca ancora oggi custodiscono questi segreti.